Ultimo momento elettorale pre-sosta estiva, domenica 9 giugno, in occasione dei ballottaggi che in Veneto interessano i seguenti comuni: Cadoneghe e Monselice nel Padovano, Negrar, Pescantina e San Bonifacio nel Veronese, Noale con l'unico duello tutto al femminile e Spinea della città metropolitana di Venezia, Valdagno nel Vicentino e Mogliano nel Trevigiano, più unico capoluogo di provincia, Rovigo. Praticamente la metà delle municipalità già interessate dal voto del 26 maggio e, Belluno esclusa, tutte le realtà provinciali del Veneto rappresentate, non solo perché c'è un minuscolo comune del Padovano, Campodoro, 2725 abitanti, richiamato alle urne, visto che i due candidati alla poltrona di sindaco avevano registrato l'identico numero di preferenze. Seggi aperti dalle 7 alle 23, dove bisogna presentarsi con la tessera elettorale ed un documento di identità valido. Sarà interessante verificare: 1. Se i cittadini avranno voglia di tornare a votare dopo il doppio impegno europee primo turno amministrative. 2. Se le più fresche vicende politiche italiane sposteranno o confermeranno tendenze come lo strapotere leghista e la resurrezione Dem, intesa nel senso di Partito Democratico, senza contemplare i 5 Stelle, usciti con le ossa rotte già dalla tornata di fine maggio.